Bellissima coreografia organizzata congiuntamente da Curva Nord e Società, che vuole essere una celebrazione più che un ricordo. Kane, eccolo che arriva, ma è ottima ancora una volta la difesa di Trieste. Diquan Jones è già dall'altra parte e inchioda una grandissima schiacciata quando sembrava aver perso il tempo per volare sopra il ferro. Un altro recupero e probabilmente un'altra schiacciata che arriva di Irvoi e Peric, eccola qui. La squadra di coach Eugenio Dalmasson che ora vuole ragionare con Juan Manuel Fernandez, arresto e tiro da lontanissimo e la bomba che non può girarsi però, e allora si tira da Davuto Abbas che si butta dentro. Bellissimo lo scarico per la tripla di Lansdowne, questa sì a bersaglio. Si prova a lavorare per i tiratori e qua un altro grande giocata, però la difesa di Trieste si perde. Zerini va però la tripla, allora Trieste già dall'altra parte con Lobito Fernandez e a rimorchio la schiacciata di Jones. Lo scarico per Abbas che qui fa saltare bene la difesa, poi ribalta ancora per Vitali, la tripla a piedi per terra, questa sì a bersaglio. Prende il blocco, decide ancora di andare 1 contro 1, arresto e tiro che finora ha fatto molto bene, lavora però bene a rimbalzo Brescia, ma Jones è già dall'altra parte, anzi scusate è Cook che inchioda la schiacciata. Ancora Luca Vitali in punta, vuole giocarsi in 1 contro 1 con Kane, il servizio per il proprio lungo, bellissima la palla di Luca Vitali e questo è il -3, 13 punti e 4 assist per il Lobito. Qui Lansdowne a lavorare molto bene per Kane, i due però non riescono a capirsi fino in fondo e allora il contropiede dall'altra parte con l'inchiodata di Diquan Jones. Intanto Jones fino in fondo, l'inchiodata di Akil Mitchell a seguire l'errore del compagno. 12 secondi intanto alla fine del terzo quarto, Angelo Warner serve benissimo lo 0 che va fino in fondo, altra gran giocata di Angelo Warner, bellissima veramente la connection. Trieste all'ultimo tiro, Daros con la preghiera, bersaglio, ma che canestro è, stupendo Matteo Daros. Poi vede l'uscita oltre l'arco di DeAndre Lansdowne, qui gioco di prestigio e gran canestro del numero 9 che poi forse prende anche un colpo dal play numero 7, potrebbe giocare, anzi vorrebbe giocare con Moss, lo trova, bella la finta a far saltare, ottima la circolazione di palla qui di Brescia e questa è una grandissima tripla costruita con attenzione. Si va proprio da Sacchetti per Moss nell'angolo che non esita, prende e spara e infila questa. Sbaglia anche il secondo personale, che Norton con rimbalzo, 6 secondi di Andre Lansdowne che vuole correre in transizione, attacca tutta la difesa, Brian Sacchetti con la tripla di tabella, non va ed esplode la gioia del Palarubini Allianz Dome per il successo, il secondo consecutivo della Sveva Trieste in una giornata di festa, di celebrazione nel ricordo della piccola guerriera Sveva, un grande successo.